obiettivamente il problema è che siamo andati a cercare tra i pazzi, non è che ci sono tutti questi attori in giro. Sogno! Vi ho portato Gianni l'attore! Bravo Gianni! Bravo Gianni! Bravo Gianni, grazie assai! Si dice bravo e si dice grazie. Grazie assai! Buonasera! Buonasera. Buonasera! Chi è lei? Gianni! Io sono Gianni! Lei dice solo io sono Gianni? Non lo so, Cosa non lo so? io sono Chi? Gianni! Oh, chi serve problemi? I problemi ce li ho io. Lei che cosa è venuto? Pure questa edizione a fare credere a tutti i siciliani che è un attore? Sì, attore, Certo sono... che è un attore, questo ha fatto l'avvocato del diavolo. E com'è andato? Ci mettono 30 anni! Manco che ha buona condotta nel scegliere. Grazie. Avvocato. Lei si sente spiritoso? No, io mi sento Gianni! Ognuno a modo suo. Oh, chi si so assai problemi però! I problemi sono i suoi, questo glielo voglio dire. Ma quali problemi? Questo nella sua carriera ha vinto un sacco di premi. Tipo? Chi puntano un benzenari, vincevo. C'ho un borsone in più, vuole? Ma avanza. Lei mi sembra Chucky, la bambola assassina. No, mi sembra Gianni, sempre. Senta, lei per definirsi un attore dovrebbe fare film, dovrebbe fare cartoni. Guardi che c'è un film al cinema di Gianni, ambientato nell'antica Roma. E come si intitola? Il gladiatore! Bravo Gianni! Mamma Colossal! Bravo Gianni, grazie assai! Sono io quello! Quello era Russell Crowe. No, Gianni! Non lo vede! C'è scritto. Che per web è chi? Nella Non sono maculare. cieco. Io sono cevero manco! No, ragazzi, vi dovrei vedere, questo ha problemi, noi lo portiamo sul palco. Allora, mi ascolti, lei per fare l'attore deve avere un pubblico, deve avere Ce l'ho. dei fan. Ce l'ho! Aspetta. La lettera delle fan, diglielo. Ci sono le fan. Le fan di Gianni che scrivono a Gianni per Gianni! Giusto. Cioè, quante ce ne sono di queste lettere? Assai! Assai! Sentiamo com'è un... Legga. Un fan medio di Gianni. Allora, ciao. Ciao! No, sto leggendo la lettera. Ciao, io sono Angela. Io sono Gianni! Sto leggendo la Stai lettera. sempre leggendo! Confondo! Si confonde. Io sono molto brava e talentuosa e vorrei fare qualcosa in teatro con te. Lo vedi, è sempre così! Cosa? Tutte vogliono impolpettare con me! Tutte. Tu. Le impolpetto tutta, le impolpetto! Mamma. Sei diventato un maniaco! Ma che fa? Vai Dio. Sei un maniaco sessuale! Mi piace assai impolpettare! Come polpetta lei? Aspetta che controllo! Cosa controlla? Ci può dire che la posso impolpettare la prossima settimana? Che tia, c'ho l'agenda di... Questa voleva fare qualcosa con lei a livello di teatrale! Com'è questa? Questa è talentuosa! Allora un polpetto romana, un po' più... Non Ci questo. conviene. Ma lei è un deficiente! Oh Gianni, che non ce la fa che uscire via? No, non ce la fa. Senta, mi scusi. Posso prendere? Lei deve dimostrare a questa Sicilia che è un attore, se no non la voglio vedere più. No, ce l'ho. Qual è il problema? Allora, lei ha presente, non lo so, una scena di un film, vuole farlo? Sì, vediamola. Che ne so, facciamo un bel film della Disney, Sì. Il Re Leone, per esempio. perfetto. Allora, lei farà Mufasa e lui farà Simba, la scena iniziale, quando gli fa vedere tutta l'eredità. Lei arriva e dice, vedi Simba, un giorno tutto questo sarà tuo. Pepem. Ok, perfetto. Vai. Vai con la musica. Abbiamo una musica, una cosa... Mamma. Ma ricordate di questa scena? Vedi Simba? No, Gianni sono. Gianni. Facendo... Ah, sì. Vedi Simba? Giorno tutto questo sarà tuo. Allora speriamo che morì subito. Gianni!